ritrovati da voi la linea, gli approfondimenti delle principali notizie di questa giornata che ad Aquileia si è aperta con il via ufficiale, la cerimonia di apertura delle celebrazioni nel centenario del Milite Ignoto. Tutto questo con l'arrivo dei bersaglieri e la messa solenne in Basilica. Ci racconta tutto Isabella Gregorato. Aquileia al via le celebrazioni nel centenario degli eventi storici che caratterizzarono la scelta del Milite Ignoto. In sostanza oggi qui ad Aquileia sono arrivati i bersaglieri che provengono dal Brennero, il gruppo dei bersaglieri del Trentino Alto Adige. E proprio per ricordare questi momenti nella stessa giornata in cui accaddero 100 anni fa. 100 anni fa in questa piazza Aquileia riscopre un suo destino, che è un destino legato alla sua grande eredità culturale e spirituale, ovvero quello di essere madre come fu Maria Bergamas, che fece la scelta del Milite che oggi riposa all'altare della patria e che in questo centenario abbiamo cercato di ricordare, ma soprattutto di raccontare una storia che tante volte si è sentita ma è poco conosciuta. Aquileia appunto incarna, come ho detto, questo ruolo, quello di Aquileia Mater perché rappresenta tutte le città che ebbero una grande perdita all'interno del grande conflitto mondiale, 650.000 morti, ricordiamo. Ogni famiglia piangeva un morto in casa, ogni madre non sapeva se un figlio sarebbe tornato, ogni padre era dolorante per questa situazione. Ma da questo lutto rielaborato riparte il tema della speranza del futuro e oggi più che mai, a 100 anni, ma in un momento particolare anche per la nostra regione, per la nostra nazione e per tutto il mondo, in realtà il tema è proprio quello di incontro per ripartire in una speranza per un futuro che possa essere migliore, diverso ma migliore. In sostanza con oggi cominciano proprio le celebrazioni, giornata quindi significativa anche per dare il via a tutta una serie di eventi che ricalcheranno fedelmente le date di un tempo. Quindi oggi questo incontro in Basilica, domani ci sarà l'inaugurazione ufficiale anche del cimitero. Sì, domani mattina la presenza del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del Ministro della Difesa l'onorevole Guarini, che arriverà da Roma con i capi di Stato Maggiore. Riusciremo ad aprire al pubblico una grande opera di restauro, che è quella del restauro del cimitero degli eroi, il cimitero dove riposano gli altri 10 militi, i 10 militi che non furono scelti in quel 28 ottobre di 100 anni fa, e soprattutto riposa anche la madre, Maria Bergamas, che alla sua morte decise... La madre simbolica che scelse... Di tutti gli italiani, quella che scelse il Milite Ignoto appunto e riposa ad Aquileia. E domani avremo una giornata molto piena, ci sarà il sorvolo delle frecce tricolori in onore ai Militi Ignoti proprio. I Militi Ignoti che sono qua e riposano qua ad Aquileia appunto. E ci sono tutta una serie di iniziative che abbiamo iniziato già quest'estate, abbiamo logicamente lavorato già da subito dal 2019 insomma, per cercare di costruire una grande cerimonia che è fatta di tanti microeventi, soprattutto di comunità anche, perché si sono attivate le associazioni locali e soprattutto la nostra associazione Alpini, che da sempre tiene vivo la memoria di questa importante eredità che abbiamo sul territorio, e le scuole. Stamattina ad accogliere la staffetta Cremisi c'erano i ragazzi delle terze medie che hanno salutato con delle bandiere italiane l'arrivo di questa rievocazione, di questo viaggio appunto fatto in bicicletta da questa associazione d'Arma appunto dei bersaglieri della staffetta Cremisi. E i ragazzi saranno il leitmotiv di tutte le iniziative. Del 29 domani accoglieranno il Ministro, accoglieranno quelle che vedranno partire la bandiera che è arrivata il 26 settembre ad Aquileia e che ritorna a Roma su quel treno che partirà domani, idealmente da Aquileia, da quella stazione che non c'è più ma che noi stiamo rigenerando,
e per arrivare poi fisicamente a Cervignano, dove salirà sul treno della memoria, questo treno appunto storico che percorrerà il viaggio che fece al tempo la locomotiva trainante. Fu accolta praticamente in tutte le stazioni. Di persone, sì, esatto. Ci fu un passaparola incredibile, allora non c'erano i social per comunicare. Però lo spirito era forte ed è una tendenza dell'uomo quella di avvicinarsi alle grandi manifestazioni riconoscendosi nello spirito, e anche se oggi è più facile forse che perché abbiamo i social, in realtà al tempo succedeva lo stesso, e questo forse è un altro punto di riflessione. Senta, un'ultima cosa, lei ha tanto creduto in questa manifestazione, nel significato appunto di questa manifestazione, mai come oggi tutta questa serie di cerimonie è attuale, si guarda al futuro. Sì, questo è stato un momento anche per rigenerare la nostra città, agendo proprio sulla valorizzazione di tanti luoghi che erano un po' dimenticati, ed è una motivazione che ci spinge ad andare avanti e a continuare con quelle che sono le celebrazioni fino al 2 giugno sicuramente, in accordo col Ministero della Difesa. E chiaramente questo rappresenta per Aquileia un'attestazione di quanto la storia di Aquileia, che è lunga 2200 anni, in diversi periodi della storia di questa Europa è stata fondamentale. Quindi questo concetto di Aquileia madre nei secoli è una cosa su cui noi lavoreremo e su cui continueremo a credere di concerto con tutti gli enti che insistono sul territorio e che unitamente lavorano per portare lustro a quella che è una storia e a un messaggio che è quello che è un messaggio da dare ai più. Una cerimonia solenne, quella di Aquileia oggi, che apre tutta la serie di manifestazioni collegate al centenario delle vicende storiche del Milite Ignoto. E qui ad Aquileia abbiamo incontrato anche il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Nunzio Paolucci. Oggi un gruppo di bersaglieri è arrivato dal Brennero. Prima staffetta qui ad Aquileia, poi ce ne saranno altre. Sì, noi da 15 giorni abbiamo iniziato dal Brennero, dove incontrando il rappresentante nazionale della Croce Nera abbiamo avuto uno scambio da loro della campana della pace simbolica, che è di quella custodita a Rovereto, e questo simbolo di pace lo abbiamo trasportato lungo i luoghi sacri sparsi tra il Trentino, il Veneto e il Friuli, arrivando oggi qua. Ecco, poi continuerete il vostro itinerario? Noi lo continueremo portando questo simbolo a Roma, dove riposa il Milite Ignoto. Rivivono con questa cerimonia i valori che sono alla base proprio del corpo dei bersaglieri. Ma io direi più che del corpo dei bersaglieri, del popolo italiano, della nazione. Voglio ricordare che il Milite Ignoto è uno dei nostri simboli e devo dire che è un simbolo forte che noi dobbiamo tramandare ai giovani, e mi fa piacere che sono presenti anche in basilica scolaresche. Questo simbolo, voglio ricordarlo a memoria, è stato in grado di unire 100 anni fa l'intero popolo italiano. A distanza di 100 anni, secondo lei è possibile ricucire il tutto come allora? Io penso di sì, se sappiamo utilizzare questi simboli. Noi ne abbiamo 4 fondamentali. Abbiamo quello della bandiera, dell'inno d'Italia, il Presidente della Repubblica che ci rappresenta tutti, e il Milite Ignoto. Non a caso il Milite Ignoto, custodito come tomba all'altare della patria, è sempre ricordato in qualsiasi cerimonia ufficiale che la nazione intera fa. Ecco, grande infatti è stata anche la collaborazione nell'organizzare le iniziative tra le forze armate, in questo caso qui in Friuli Venezia Giulia, la regione, lo Stato, quindi un grande lavoro, le amministrazioni locali. Ma io penso che queste sono quelle occasioni in cui noi come associazione d'Arma, che abbiamo
la custodia di questi valori, di questa memoria, dobbiamo tramandare ai giovani, perché, come ho avuto modo di dire, un paese senza memoria è un po' come l'albero senza radici, alla prima folata di vento va giù, e noi abbiamo bisogno di tramandare queste memorie che sono il collante di un paese. Con noi qui ad Aquileia c'è anche il presidente del gruppo, appunto, dell'associazione Bersaglieri del Friuli Venezia Giulia, il generale Giuseppe Iacca. Ecco, qui a livello regionale c'è stato un grande lavoro per organizzare le manifestazioni, per organizzare le iniziative. Tanta collaborazione abbiamo visto anche fra tutte le associazioni combattentistiche d'arma, quindi un lavoro riuscito bene. Sì, diciamo di sì, oramai stiamo facendo un po' traendo le somme di questa manifestazione. È nata come collaborazione tra il Trentino, tra i bersaglieri Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia, oltre alla partecipazione di tutte le associazioni d'arma, io tengo a sottolineare anche nelle 10 tappe fatte in Friuli, il riepilogo, siamo entrati in Pordenone, Monte San Michele, Medea, Udine, Timau, Trieste, Gorizia, Monfalcone, Re di Puglia e Aquileia. 10 tappe, è stato un tour de force, ma veramente di grande soddisfazione, accolti dalle comunità locali, da questi 10 amministrazioni che veramente ci hanno aperte le braccia, e dobbiamo ringraziare, li ho già ringraziati, ma un ringraziamento, consentitemi di fare, a tutta l'amministrazione del Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia, e nel suo presidente che ha accolto a braccia aperte questa iniziativa. Quindi se oltre al nostro lavoro c'è anche tanto della Regione Friuli Venezia Giulia. Senta, qui ad Aquileia oggi c'è grande partecipazione, commozione per il fatto di essere qui e di rievocare i momenti di 100 anni fa. Certo, è stato un momento veramente toccante, dare il simbolo del nostro passaggio, una targa di memoria che lasciamo nei luoghi dove siamo passati a memoria dopo i 100 anni di questa traslazione della salma. E poi aver avuto la possibilità, grazie anche al sindaco di Aquileia, di in fila indiana passare davanti alla bandiera che avvolse il feretro, e poi concludere con tutte le associazioni presenti un momento da dedicare ai caduti qui al cimitero. Sono stati 3 momenti veramente simbolici, ma di grande commozione. E ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie a Isabella Gregorato, dunque, che ci ha raccontato del via alle celebrazioni nel centenario del Milite Ignoto questa mattina ad Aquileia. Tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. Bentrovati, ripartiamo dal Monte Valinis, meta di tanti appassionati di volo libero, lì che sono stati posizionati un defibrillatore di ultima generazione e un kit con fiale di adrenalina. La consegna del macchinario, che potrà servire anche ad altre realtà della montagna pordenonese, rientra in un progetto pluriennale di Friulovest Banca, che ha già messo a disposizione del territorio quasi 70 defibrillatori. Un'arma in più per affrontare eventuali emergenze sanitarie sul Monte Valinis, a Meduno, luogo noto per essere frequentato dagli amanti del parapendio e in alcuni casi teatro di tragedie. A disposizione, nell'ambito di un progetto pluriennale finanziato da Friulovest Banca, ora ci sono un defibrillatore di ultima generazione, un kit anti-emorragia e adrenalina in fiale. Il tutto posizionato al rifugio Valinis, ma che può essere utilizzato anche da altre realtà come malghe, impianti sciistici e strutture commerciali della montagna pordenonese. Un progetto importantissimo, partito più di 5 anni fa, che voleva in qualche modo, siamo partiti alla chetichella perché volevamo proteggere il territorio nostro, il territorio di competenza. Poi il progetto
è diventato più grande, è diventato ancora più importante e adesso siamo a dotare anche le nostre montagne di questo strumento indispensabile per salvare qualche vita sicuramente. È importante il progetto di Friuli Ovest perché fa capire qual è il radicamento e qual è l'interesse per le comunità che Friuli Ovest ha. È importante aver messo sul territorio 67 ormai defibrillatori, ma più importante ancora sono i corsi che stiamo facendo per le persone che dovranno usare questi defibrillatori. A sostenere il progetto anche Regione, Promoturismo, CAI, Parco delle Dolomiti Friulane, Scuola Medica Triveneta e Asso Rifugi, che hanno fatto sinergia sul fronte della sicurezza sanitaria. Il rifugio di montagna, maggior parte delle volte, è un posto di ristoro e di riposo per una camminata o per l'inizio di un'escursione. È chiaro che questa cosa qui però ci riporta al vero significato del rifugio, cioè un posto dove i frequentatori della montagna trovano anche una sicurezza e quindi questa iniziativa qui proprio sposa la nostra linea, insomma. In prima fila anche i comuni interessati dal progetto, che vedono così protetti cittadini e turisti presenti sul territorio montano della Destra Tagliamento. Direi che è un'iniziativa bellissima che gratifica tantissimo la nostra amministrazione. Il poter avere a disposizione questi strumenti e salvare delle vite credo che sia fondamentale, soprattutto nelle zone in cui è più difficile arrivare per un eventuale soccorso. E io devo dire che ringrazio veramente la BCC per questo, per tutto quello che sta facendo anche nel campo della prevenzione più in senso lato. Noi restiamo al calcio parlando delle dimissioni 2 giorni fa di Sibilia dalla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. Abbiamo raccolto il commento del presidente regionale Hermes Canciani, sentiamo. Non è certamente un fulmine a ciel sereno, è una decisione che il presidente ha maturato nell'ultimo periodo in seguito ad alcuni avvenimenti che sono nati nella Lega. Quindi io non so dire in questo momento se giovedì prossimo il Consiglio direttivo della Lega avrebbe potuto sfiduciarlo non approvando il bilancio. Però il Presidente, con uno spirito di grande disponibilità nei confronti della Lega stessa, ha fatto un passo indietro dimettendosi. Questo significa in questo momento non un vuoto, perché comunque c'è un vicepresidente vicario che è reggente e che provvederà a far approvare il bilancio alla presidenza, in quanto con le dimissioni appunto del presidente Sibilia è decaduto anche il consiglio direttivo, quindi tutti i presidenti dei comitati regionali. Il presidente Sibilia è stato eletto all'unanimità da parte della Lega Nazionale dei Dilettanti all'inizio del mese di gennaio, e ricordo appunto all'unanimità. Poi c'è stata l'indicazione alla candidatura di presidente della federazione e alla fine del mese di febbraio c'è stata la vittoria netta del presidente Gravina. Ritengo che da quel momento in poi la Lega Nazionale Dilettanti non sia stata in grado di ricucire uno strappo che si era fatto piuttosto importante e che quindi ha creato diversi malumori in alcuni territori. Noi non siamo stati sicuramente dei falchi in questo discorso, perché io personalmente, per chi mi conosce, ho cercato di fare di tutto per ricucire uno strappo che però appariva ormai quasi insanabile. Certo è che è una mazzata non da poco, perché appena ripartiti come i campionati, appena ripartita l'attività, dopo neanche un mese trovarci senza la guida nazionale non è certamente una cosa semplice. Però i dilettanti, specialmente i veri dilettanti, sono abituati a rimboccarsi le maniche e a lavorare. Da stasera stessa riprenderemo a lavorare per trovare una nuova guida che riesca a dare lustro e lucidità alla Lega, ricucendo, quei rapporti che sono fondamentali in federazione. Oggi la riunione del Consiglio direttivo della LND che appunto darà ulteriori sviluppi a questa situazione. Si chiude qui, a voi la linea che torna domani sempre alle 12:45. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.